presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, che io avevo incontrato da giornalista 4 anni fa, credo, nella palestra dell'Ipsia a Castelfranco. Adesso cosa è cambiato in tutto questo periodo? A che punto siamo ben messi? No, bisogna intanto iniziare a presentare queste domande perché... Buonasera a tutti, grazie per essere qui innanzitutto, grazie per la domanda, lei ha buona memoria, infatti la guardavo e ho detto non è che l'ho già visto io questa signorina, lei ha veramente buona memoria. Allora, io innanzitutto vorrei cominciare con una buona notizia. Sapete che oggi è l'ultimo giorno di Draghi alla BCE e questa è una buona notizia, vi spiego perché. Perché, vedete, noi è 4 anni che stiamo lottando, la giornalista che mi ha appena fatto la domanda lo ha detto, ci siamo incontrati più volte, noi in questi 4 anni all'inizio abbiamo fatto una parabola di studio enorme, no? Tra questa parabola di studio enorme abbiamo fatto della situazione delle banche, cavolo non sono abituato, guardi, veramente, scusate, non sono abituato, perdonate. Dicevo, abbiamo fatto una parabola di informazioni e tra le informazioni che abbiamo tirato fuori c'era questo documento di Banca d'Italia che c'è sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito, dove si dice che Popolare di Vicenza, e lo dice Banca d'Italia, aveva problemi nella valutazione delle proprie azioni a cominciare dal 2001. Quindi Banca d'Italia sapeva che c'era qualcosa che non andava in queste banche dal 2001. Draghi, se non sbaglio, arriva qualche anno dopo. Sta in Banca d'Italia qualche bell'anno, non si accorge di nulla, poi viene nominato subito dopo in BCE e guarda caso, dopo qualche anno, si accorge che le banche popolari italiane, soprattutto quelle venete, hanno dei grossi problemi, cioè vede tutto quello che non ha visto per un sacco di tempo in Italia. Quindi la buona notizia è che un personaggio del genere si sia levato finalmente dalle scatole. Per noi appunto è una buona notizia, è una persona che sapeva i problemi delle banche italiane, sapeva i problemi che c'erano all'interno delle banche popolari, ha fatto finta di nulla essendo amalgamato nel sistema banche italiano. Quando è arrivato in Europa, è arrivata una direttiva europea che poneva un limite di responsabilità all'interno delle banche e che cedeva la responsabilità dagli amministratori alla banca ai risparmiatori, cioè a noi. Questa norma è stata assorbita dal governo Renzi, Boschi, Gentiloni e quant'altro, e questo personaggio improvvisamente si accorge a capo della BCE, mandando i controlli, che Popolare di Vicenza, Veneto Banca avevano dei problemi. Se tutto questo fosse stato fatto a tempo debito, le due banche sarebbero ancora nel territorio e noi non saremo nelle condizioni in cui siamo. Quindi allegria a casa avanti un altro. Questa è una buona notizia. Andando avanti con quello che c'è da dire sul sito, no? C'è da dire una cosa, c'è da fare un ragionamento e io vi prego di fare attenzione a questo ragionamento perché poi nei giornali se ne leggono di tutti i colori e io vi chiedo di ragionare con la vostra testa. È stato fatto un sito che dovrebbe rispecchiare una norma e così non è, perché all'interno di questo sito, lo ha detto l'avvocato Armand, mancano un sacco di profili rispetto a quello che la norma dice dovrebbe esserci. Ci sono delle associazioni, c'è la Consap, ci sono delle altre associazioni di consumatori, non di risparmiatori o di promozione del territorio, che continuano a dire bene, il sito va bene, il sito è a posto, il sito è perfetto. C'è Consap, che è quella che sta gestendo la piattaforma, che dal primo giorno sta dicendo bene, il sito è a posto, tutto bene, tutto a posto. Nel frattempo, in questi 45 giorni, hanno fatto 3 modifiche radicali. La mia domanda è, ma se va tutto bene, perché continuate a cambiarlo? E questo dovreste chiedervelo anche voi, no? Se avete fatto un buon lavoro, perché continuate a metterci le mani? E queste associazioni che dicono che va tutto bene, perché quando ci convocano a Roma per parlare dei problemi della piattaforma vengono a Roma? Se va tutto bene ed è una pippa mentale dell'avvocato Armand e di Luigi Ugone, penso che la riunione a Roma dovrebbe essere fatta da 2 associazioni e essere chiusa lì. Invece in fatalità ci sono 20, 30 associazioni e ogni volta che si alza la manina, vero, c'eravate anche voi a Roma, sbaglio o no? Bene, le associazioni che dicevano che andava tutto bene, erano lì a alzare la manina, ma questo come si fa, ma quell'altro come si fa, perché
non rispecchia la norma. Poi si arriva nei giornali, no, tutto bene, tutto a posto, è una pipa di Luigi Ugone dell'avvocato Arman, che la piattaforma non vada bene. Salvo poi scoprire, e lo vedrete e lo vedete nella nostra pagina Facebook, perché il buon Mario, che è qui questa sera, si è preso la pazienza di comporre un servizio come dovrebbe farlo il servizio pubblico o il servizio di informazione. Abbiamo fatto diverse telefonate a Consap con la stessa domanda, le abbiamo registrate. Alla stessa domanda Consap, a persone diverse, ha dato risposte diverse. Quindi andate sulla nostra pagina Facebook e vi ascoltate questa telefonata dove dal call center di Consap i responsabili alla stessa domanda hanno dato risposte diverse. E per fortuna che va tutto bene. E per fortuna che la piattaforma è chiara, e per fortuna che sono pippe di Ugone e Arman. Allora lì ci sono le prove di quello che sta succedendo con i nostri soldi, perché quel 1,5 miliardi tolto dai conti delle banche sono i nostri soldi e devono arrivare a noi. E badate bene che la situazione non è semplice. Perché? Perché con il nuovo governo e con un magheggio di palazzo è arrivato ed è ritornato il sottosegretario Baretta, che è quello che ci diceva che eravamo speculatori e che le banche non sarebbero mai fallite. Badate bene, è quello che ha messo 100 milioni per risarcirci tutti. Quindi capite bene chi voleva risarcire questo, no? No, ma non serve che ci diamo risposte ovvie. Voglio solo farvi le domande perché capiate come, cosa c'è oggi e cosa succede oggi. Bene, dall'altra parte c'è un altro sottosegretario che è ritornato, che è stato riconfermato, che continua a dire il sito funziona. Noi non abbiamo mai detto che il sito non funziona. Il problema però è che la filosofia della norma, che toglie agli avvocati la possibilità di darvi una mano, era quella di fare una piattaforma dove ognuno di noi poteva entrare e in maniera semplice farsi la domanda. Ora, se uno ha letto la norma, va sul sito, non si trova in linea con la norma. Non riesce da solo a rispondere a tutte le domande che ci sono. C'è qualcosa che non va o no? Bene. Se non fosse altro di questo sottosegretario che continua a dire che il sito funziona, continua a incontrare le associazioni che dicono va tutto bene. Ma allora la mia domanda è, ma se va tutto bene e c'è solo qualcuno che dice che c'è qualcosa che non va e tu vuoi fare bene il tuo lavoro istituzionale, perché è istituzionale, ma andrai a chiedere a quei 4 poveri disgraziati che ti dicono guarda che c'è qualcosa che non va, ditemi che cos'è che non va. Qui manca la volontà istituzionale di voler porre un rimedio a un problema reale. È questo il problema sacrosanto cui noi oggi ci scontriamo. Domani a Padova questo signore sottosegretario che dice che va tutto bene e che tutto è a posto, che il sito funziona, verrà a spiegare le sue ragioni. Noi andremo a chiarire le nostre ragioni, visto che a Roma non ci vuole incontrare e neanche in Veneto ci vuole incontrare perché non ci ha avvisato della sua presenza. Noi andremo per dovere nostro sociale verso di noi, perché noi siamo azionisti delle banche e risparmiatori per primi e rappresentiamo migliaia di persone nel territorio. Quindi andremo là a dire qual è il nostro punto di vista, dicendo, caro sottosegretario, che non va tutto bene. Per fortuna a Roma c'è anche qualcuno che si pone delle domande. Questo qualcuno è il ministro Di Maio, che qualche ora fa mi ha scritto dicendo ho sentito che dici che c'è qualcosa che non va, dimmi cosa non va. Io ho scritto 2 righe per spiegargli cosa non va. Ma questo non è il ruolo del ministro degli esteri, questo dovrebbe essere il ruolo del sottosegretario all'economia o del ministro all'economia. Allora, se ci sono persone sbagliate in posti sbagliati, bisogna rimuoverli. Se questa gente pensa
di venire a casa nostra a prenderci per il naso, domani sera andremo a spiegargli che ci siamo già affidati e fidati di Zonin e consoli e che con noi la manfrina è finita, perché i soldi ci sono, la norma c'è, adesso deve arrivare una piattaforma consona, altrimenti i veneti non si arrabbiano, si incazzano. E a quelli che hanno voglia di far sentire la propria voce e non di battere le mani, perché sapete, l'Italia è un paese strano, è un paese dove voi accendete la televisione, parla Renzi e sentite battere le mani, parla dopo 10 minuti Salvini, dice il contrario e senti battere le mani. Non capisco mai chi c'è in questi studi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non va. Io vorrei veramente che domani sera ci fossero 5, 6, 10 persone che hanno il coraggio di andarsi a vedere la piattaforma, la norma, tra questa sera e domani, e dire a questo signore: guardi, è vero, il sito funziona, ma il problema non è quello. Il sito c'è, la piattaforma va, ma il problema non è quello. Perché Consap l'ha cambiata 3 volte se va tutto bene? Perché guardate poi, quello che non vi dice nessuno è che nell'ultima modifica, e noi abbiamo le prove, le abbiamo pubblicate sempre nella nostra pagina, nell'ultima modifica che hanno fatto, chi ha completato il percorso si è trovato con i dati azzerati. Noi abbiamo cominciato a precompilare delle domande che non abbiamo finito, qualche nostro associato, non seguendo il nostro consiglio, ha voluto di testa sua, liberi di fare quello che si vuole, completare il percorso sulla piattaforma. Bene, ci hanno chiamato il giorno dopo l'ultima modifica e ci hanno detto: guardate che ci hanno azzerato alcune voci, e siamo andati a vedere alcune voci anche dei nostri profili, tra cui il mio, sono state azzerate il valore delle azioni, o è stato azzerato o è stato ridotto a 10. Quanto hai pagato le azioni? 10. Magari le avessi pagate 10, non sarei così incazzato. Quindi non c'è solo il problema che la piattaforma non è rispondente alla norma, c'è anche il problema che chi mette le mani nella piattaforma domani non vi avvisa: caro utente, vai a vedere se per caso ti ho modificato qualcosa. E se voi avete mai lavorato in un'azienda che ha un chat, la prima cosa da fare è un registro dei dati prima di toccare. Lo facciamo noi nel nostro ufficio, lo fa Mario tutti i giorni. Lo facciamo noi che siamo un'associazione, e nel momento in cui andiamo a mettere le mani in un programma si scrive all'utente, perché ognuno di noi dovrebbe essere un utente privato e quindi avere dei dati sensibili che non dovrebbero essere manipolabili da nessuno. Bene, invece così non è. Quindi se avete finito il percorso andate a controllare che il vostro profilo e guardate bene tutti i dati, perché quello che vi esce poi in PDF come documento che controfirmate non contiene tutti i valori che voi andate ad inserire. Fate attenzione. Quindi se avete finito il percorso, ve lo dico, chi ha già inserito i propri dati, ha finito il percorso, ha cominciato, verificate che quello che avete inserito sia ancora congruo e consono a quello che avete fatto. Perché molti dei nostri associati che hanno finito il percorso ci hanno chiamato per dire: adesso cosa facciamo? Perché gli si sono azzerate alcune voci. E allora io dico, se c'è un gestore Consap della piattaforma che è serio e in buona fede, nel momento in cui metti le mani, avvisi l'utente: caro utente, ho toccato la piattaforma, vai a verificare. Invece dobbiamo essere noi i cani da guardia del sistema. Bene, sappiate, se dobbiamo essere noi i cani da guardia del sistema, questi hanno trovato pane per i loro denti, perché noi morsichiamo. Noi ci accorgiamo di tutto e siamo vigili. Restiamo uniti e restiamo sempre più attenti, perché è questo il momento di serrare i ranghi. E da uomo libero vi dico: prendiamo il coraggio in mano, prendiamo il tempo libero che abbiamo e investiamolo, perché io non escludo nessuna alternativa contro queste persone. Io non mollerò, ma voi dovete essere con noi. Tutti, nessuno escluso. Io infatti vedete che entro nelle sale e guardo tutte le facce.
perché ci sarà, se continua così, il giorno in cui dovremo radunarci tutti e andare a chiedere conto a queste persone. Domani sera c'è già la prima occasione. Io vi invito a venire. Sappiate che noi non molleremo, perché quel 1,5 miliardi deve essere tutto distribuito a chi ne ha diritto e quindi ai risparmiatori, e la legge prevede un rimborso a tutti i risparmiatori, tutti, senza nessun vincolo. Quindi tutte le persone fisiche possono e devono fare domanda, e io non dormirò sonni tranquilli finché quel 1,5 miliardi non sarà tutto distribuito, perché se anche solo €1 di quel 1,5 miliardi non sarà distribuito, io ho perso e abbiamo perso tutti. Quindi mi raccomando, serviamo i ranghi e restiamo uniti. Grazie mille.